Dopo Cammarata aumentano le certezze su questa Acragas imbattuta dopo 5 partite. La squadra di Montalbano versione esterna piace e si fa ammirare, dimostra carattere, pratica un calcio essenziale e produttivo che evidenzia la solidità di un impianto tecnico di assoluto valore e in base al risultato conseguito lancia un chiaro messaggio. Le formazioni ospitanti non devono stuzzicarla. Ne sa qualcosa il Campofranco di Cordaro, Galeotto, Messina, Primitera e Panepinto è giustamente considerata una delle squadre più forti del girone e prima dei Nisseni ha subito la voglia di successo la Folgore. Dicevamo delle certezze, una è relativa al turnover con scelte tecniche di prim'ordine dove nessuno è inamovibile e in questo necessario interscambio va sottolineato lo straordinario affiatamento del gruppo che è un'altra importante garanzia. Un'ulteriore certezza è costituita dall'ottimo feeling instaurato con la tifoseria. La squadra biancazzurra con i risultati ha ridato fiducia e coraggio agli sportivi che numerosissimi hanno seguito la trasferta e la presenza massiccia dimostra l'ennesimo atto di affetto nei confronti della squadra e manda definitivamente in soffitta le incrostazioni del dopo Castellammare. A questo punto, d'ora in avanti, evitiamo di piangerci addosso. Siamo in alto alla classifica, ma costretti ad inseguire la lepre Mazzara. Bisogna giocare altre 25 partite e dunque vale la pena ricordare che, visto l'equilibrio, conta solo vincere a prescindere dal gioco espresso e soprattutto bisogna fare punti lontano dall'Esseneto. La squadra di Montalbano ne ha conquistati 5 su 9 e forse un pizzico di rammarico è legittimo, ma bisogna guardare avanti. La formazione biancazzurra in versione esterna ha segnato 6 reti in 3 gare, a dimostrazione della maggiore capacità di sfruttamento degli spazi e tale situazione tattica ha consentito a 7 giocatori di andare in gol. L'Acragas sa sfruttare a dovere le ripartenze, hanno messo al tappeto la Folgore e l'impresa poteva essere bissata anche a Cammarata e grazie al pari di sabato è stata frenata la corsa agli inseni che rallentano anche in media inglese. Dopo la quinta l'Acragas si colloca al secondo posto da sola, insegue il Mazzara distante 2 punti e la formazione trapanese l'avversario da battere nella corsa per il salto di categoria lo sapremo quanto prima. Una curiosità, anche allo scorso torneo, alla quinta l'Acragas pareggiò in trasferta un risultato di 2-2, gara contro la San Cataldese sul neutro di Sommatino e reti al doppio vantaggio nisseno di Restivo e Maniscalco, poi la rimonta biancazzurra con marcature di Pizzitola e Sciacca.